Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi le caratteristiche e le predisposizioni astrali che ricevono i nati del 6 gennaio. Ma prima di addentrarci nell'approfondimento di questa scheda, diciamo di astrologia antica, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi a questo canale da cui state guardando questa condivisione. Bene, vediamo dunque l'argomento del giorno. Abbiamo detto i nati del 6 gennaio. I nati del 6 gennaio presentano nel loro quadrato, dunque nel numero di costellazioni che compongono il viaggio della Luna nell'arco di questa giornata, e che dunque la Luna attraversa dall'alba fino diciamo, all'alba del giorno successivo, il 5 costellazioni, a partire dalla costellazione Sagittario. Dunque la prima costellazione indica in un certo senso la predisposizione maggiore che il soggetto presenta, e la stella che si trova, cioè la costellazione che si trova in seconda posizione, ci dà uno spunto, insieme con la costellazione in chiusura, di quali sono le forze opposte e le maggiori difficoltà o prove che riceve il soggetto. Dunque i nati del 6 gennaio hanno una grande apertura verso l'alto, verso quello che sono gli studi superiori, la filosofia, la medicina anche, e perfino le questioni a tematiche sociali. Dunque possono riuscire sicuramente negli ambiti dei lavori statali, ma anche di alto livello, dunque nelle amministrazioni oppure nei ruoli di spicco. Hanno anche doti di, come si dice, mi sfugge il termine, dunque sono ottimi nei confronti degli scambi con gli altri, sono estremamente diplomatici, la parola era questa, diplomatici, e sicuramente riusciranno, proprio perché hanno a loro disposizione non solo un grande intuito ma anche una grande prudenza, sicuramente riusciranno a occupare cariche di rilievo nel loro ambito lavorativo. Dovranno fare solo un po' di attenzione viaggiando per mare, infatti non è loro propizio spostarsi via mare, dovranno preferire il viaggio di tipo aereo o via terrestre, dunque sconsigliato dalle stelle muoversi con imbarcazioni o comunque via mare. Questi soggetti riescono molto fortunati dall'aspetto economico, e per quanto riguarda le relazioni, le questioni sentimentali, non avranno grossissime difficoltà, avranno sicuramente un grande attaccamento per le situazioni di tipo tradizionale, sebbene cerchino nel loro partner una figura o più giovane se sono donne o più grande se è uomo, e possibilmente la differenza di età può essere compresa nell'arco di 7 anni. Questa è un po' una curiosità dei nati di questo giorno. E sicuramente va detto anche che la doppia costellazione Bilancia, che si presenta all'interno del loro quadrato di nascita, indizia molto sotto il profilo della figura paterna, verso il quale c'è o un grande attaccamento oppure qualche grossa difficoltà a causa o dell'assenza di questa figura o della perdita prematura, oppure di un rapporto di tipo conflittuale che può innescarsi appunto con questa figura di riferimento. Detto questo, come ripeto, saranno molto fortunati, molto abili, molto accorti nei loro spostamenti, nei loro movimenti e nel loro ambire a, a ruoli di spicco. In effetti l'ambizione non è sicuramente una loro prerogativa, loro ambiscono a fare bene il loro lavoro, questo sicuramente è
una loro caratteristica molto importante. Ricordiamoci comunque che hanno una grande capacità di concretizzare che proviene anche dall'influsso di questa costellazione in seconda posizione. Detto questo, ovviamente ciascuno dei nati del 6 gennaio ha poi delle sue personalizzazioni, delle sue caratteristiche del tutto personali che provengono dagli influssi del dominatore del giorno settimanale di nascita e dall'influsso del dominatore dell'orario di nascita. Ricordiamoci che anche in ambito magico dominatore del giorno e dominatore dell'ora vengono assolutamente valutati e tenuti in grandissima considerazione, perché possono, soprattutto nel caso degli influssi che si ricevono alla nascita, stabilire in quale ambito, settore o quali talenti possiamo esprimere in modo più approfondito e appunto possono diventare motivo di una realizzazione sociale più o meno travagliata o più o meno facile. Dunque è chiaro che poi una valutazione personale è assolutamente consigliabile. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano ed iscrivervi anche a questo canale, il mio canale è qui su YouTube. Raggiungeteci nei gruppi Facebook e su Telegram dove gli scambi sono sui gruppi Facebook quotidiani, su Telegram un appuntamento settimanale il lunedì sera dalle 20:30 alle 21:30. Vi ringrazio dunque per la compagnia, spero di avervi dato delle informazioni preziose, potete condividere questo video con i vostri amici nati il 6 gennaio, sicuramente sarà un dono gradito. Vi ringrazio ancora e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!